censure. Va ora in onda L'Avvocato risponde. Eccoci, mi sentite? Spero di sì. Siete in linea con L'Avvocato risponde. Io sono, tra virgolette, reduce da un interrogatorio fiume che è concluso, si è concluso interrogatorio ovviamente giudiziale, che si è concluso pochi minuti fa e quindi non dovevo neanche essere presente, invece è terminato poco prima della puntata dell'Avvocato risponde, quindi molto volentieri riesco a esserci da remoto, sono nel mio ufficio a Milano e quindi riusciamo a fare la puntata. Siamo molto contenti perché oggi era veramente una giornata un po' particolare. Do subito il numero di telefono, poi probabilmente interverrà anche, anzi sicuramente l'avvocato Collovatti che ci sta sentendo. Il numero è 340 670 9659 per WhatsApp, quindi se volete scriverci, oppure 02 9294 7222 per chiamarci in diretta. Potete farlo come sempre, noi sollecitiamo gli interventi. Lo scorso giovedì c'è stato ospite Notaio Malta con me, eravamo in studio, abbiamo affrontato dei temi importantissimi e delle tematiche molto interessanti per tutti voi. E quindi faremo un altro intervento sicuramente col notaio perché abbiamo avuto un grande riscontro e quindi niente, questo è tutto. Intanto mi sta suonando il telefono, qua oggi è una cosa veramente, stiamo facendo i salti mortali per riuscire a esserci, quindi anche voi dovete darci una mano per intervenire, perché sennò non riusciamo, non riusciamo a, tra virgolette, essere protagonisti, no, della puntata. Insomma. Ecco. Quindi oggi, ripeto, è stata fatta una puntata un po' all'ultimo, quindi onestamente non l'abbiamo neanche preparata, diciamo così, a regola d'arte, però come noi sappiamo fare molto bene, andremo diciamo così, a braccio, affrontando delle tematiche, secondo me, che sono sempre interessanti. Anzi, una la voglio affrontare subito, perché l'altro giorno è arrivata da me una signora, probabilmente mi ascolterà pure, perché vabbè, lei mi aveva trovato sui social, diciamo, sono molto attivo. Pensate anche la potenza dei social network, no? Perché mi aveva visto su TikTok, si può dire TikTok, e quindi mi ha contattato per una truffa che ha subito molto grave. Su questo voglio fare subito un appello a tutti di non fidarvi mai di quello che vi promettono al telefono questi venditori, questi sedicenti attori che si spacciano per persone che non sono loro. Insomma, lei è stata circuita da un fantomatico personaggio che si spacciava di essere un famoso attore senza dire il nome. Lei ha creduto a questa persona, ovviamente le ha chiesto i soldi per farle partecipare, per incontrarla, l'ha illusa e disillusa. Poi pensate che si è inserito anche un sedicente avvocato perché nel frattempo hanno inscenato una controversia, insomma le hanno spillato un sacco di soldi e lei purtroppo è una persona anziana, debole, fragile, e questi avvoltoi si proiettano apposta sulle persone anziane, tra virgolette, è accaduto, è ceduta in questo tranello. Ok, quindi pensate un po' come siamo messi. Vediamo se sento l'avvocato Colovanti se interviene, perché mi aveva detto che sarebbe intervenuta e così riesco a capire se si collegano. Ecco, quindi volevo dire attenzione a tutti, no? Quando ormai siamo sotto scacco di queste persone truffaldine che si approfittano, colpiscono in particolare le persone anziane. Quindi cosa fare in questi casi? Innanzitutto bisogna la pausa arriva, sì, la pausa arriva. Vabbè, allora, niente, cosa fare in questi casi? Fare praticamente una denuncia alla polizia postale, perché una denuncia alla polizia postale potrebbe, tra virgolette, essere decisiva. Sconsiglio
di procedere con polizia e carabinieri direttamente. Andate subito, se dovesse mai accadere una roba del genere, rivolgervi appunto alla polizia postale, perché hanno ovviamente una strumentazione in questi casi molto più idonea nel cominciare subito una sorta di indagini immediate, no? Del tipo capire se la persona che vi ha contattato tramite ovviamente mail falsa, perché è chiaro che contattano con mail false, è comunque riconducibile a un server conosciuto, a un provider conosciuto, in qualche maniera riuscire a capire se si può arrivare al truffatore. È difficile perché spesse volte sono persone che stanno dall'altra parte del mondo e quindi si muovono sotto ovviamente tra virgolette, una, diciamo così, tanto metto l'auricolare perché forse è arrivata una persona in studio, ecco, diciamo, si muovono sotto mentite spoglie, diciamo, no? E quindi il fatto di muoversi sotto mentite spoglie rende molto più difficile l'intercettazione di queste persone, no? E quindi diventa difficile appunto poi andare ovviamente a recuperare in primis i soldi e poi soprattutto andare a, tra virgolette, diciamo così, intercettare appunto il protagonista di questa truffa, l'attore. È difficile, signore, è molto difficile perché, ripeto, loro hanno un'organizzazione criminosa, perché chissà quante truffe di questo tipo fanno, diciamo così, al giorno addirittura. E quindi nessuno riesce a fermarli prima e le persone purtroppo un po' ingenuamente, perché questo sicuramente è un dato di fatto, si fidano e praticamente concedono a loro soldi e tutto quanto. Quindi quello che posso dire a tutti voi è attenzione, attenzione, attenzione a numeri sconosciuti, a persone che si spacciano per altre, tra virgolette, promesse che vengono fatte di soldi, qualsiasi cosa che vi dia qualche sospetto, no? Profili finti, si capisce se è un profilo finto, no? Un social network, se uno si spaccia per un attore, vorrà avere un po' di seguaci, no? Vorrà avere un po' di fotografie, cioè andate a interpretare quella che è il profilo della persona che vi contatta per capire se può essere autentico oppure falso. Anche a me hanno hackerato il profilo di Instagram, pensate, avevo 30.000 follower. E come l'hanno fatto? In maniera subdola. Pensate come hanno fatto, ve lo racconto. Praticamente si sono spacciati per un avvocato che conoscevo tra l'altro, che era un contatto, ora non conoscevo benissimo, ma era un contatto di Instagram. Mi ha scritto lei, a cui avevano poco prima hackerato il profilo, quindi io credevo che fosse veritiera. Mi dice: Massimo, mi contatti, ho perso la mia utenza. Io gli ho dato il numero di cellulare, con il numero di cellulare mi hanno schermato, sono entrati dentro nel profilo immediatamente e mi hanno bloccato il profilo. Pensate con che furbizia, io sono stato un po' ingenuo, ma l'hanno fatta veramente bene in questo caso, e il mio errore è stato che non avevo l'autenticazione a due fattori, si chiama, che se conoscete, se non la conoscete ve lo dico com'è. Oltre a avere la password per il social network, quindi voi entrate sul vostro profilo Instagram o social, qualsiasi tipo, c'è una seconda password che viene generata da questo app che c'è sul cellulare, un authenticator. Google Authenticator io uso, ma potete utilizzare qualsiasi altro provider che fa questo servizio. Con questa ulteriore password voi siete al sicuro che nessuno ve lo prende, perché quella lì ce l'avete solo voi. Quindi loro possono fare il primo accesso, nel secondo accesso, autentificazione a due fattori, sono spacciati. Io quella volta non ce l'avevo e ho perso il mio profilo che non sono più riuscito a recuperare. E quindi pensate il danno anche economico, perché io comunque sui social lavoro tanto, faccio video, insomma, promuovo la mia attività professionale, insomma, quindi pensate un po'. Ecco, questo mi è capitato personalmente, quindi immaginatevi che tipo di danno, e pensate anche alle persone che magari poco ci lavorano, fanno solo quello, i creator o testimonial. Io faccio l'avvocato, quindi sì, è stato un danno, ma insomma non così rilevante come magari può essere per qualcun altro. Per me lo è stato, ma ripeto, in maniera abbastanza contenuta, diciamo, no? Ecco, questo per dirvi quanto è alto il rischio di finire in una tragedia di questo tipo, perché è una tragedia, pensate che si può andare in depressione, sto parlando della truffa, La signora era
tristissima perché le hanno estorto un sacco di soldi, lei era convinta di incontrare questa persona, era convinta di ricevere dei regali, e invece non ha mai ricevuto niente, facevano finta di spedirle questo pacco che invece non è mai arrivato. Cioè, sono furbi e scaltri, colpiscono proprio con una strategia, illudono, no? Illudono eh, non dovete essere scettici, non dovete fidarvi di nessuno. Quindi questa è la prima indicazione da fare, da darvi, scusate. Rilascio ancora il numero di telefono se qualcuno volesse intervenire, 0292947222 per chiamarmi in diretta adesso su Radio Libertà, se qualcuno ascoltasse per qualsiasi tematica di natura legale, fiscale, tributaria, insomma, previdenziale ovviamente, perché la nostra specialità è anche quella, soprattutto dell'avvocato Colovati, la mia un pochettino meno, perché sono più, tra virgolette, nato dopo dal punto di vista della specialità, e quindi questo è diciamo così, la mia, le materie su cui potete intervenire, scusate, perché intanto sto facendo altre cose io sono multitasking, voi sembra che io stia facendo solo la radio, ma sto facendo altro, è una delle mie caratteristiche barra difetti, a volte con la voglia di fare tutto mi muovo anche su altri campi. Poi nessuno mi dà una mano, nessuno interviene, nessuno mi chiama per farmi almeno un po' di compagnia e fare quattro chiacchiere, mi tocca, tra virgolette, parlare un po' così, no? Anche con voi. Quindi, morale, insomma, l'argomento di oggi, la prima parte ho voluto parlare di questo, poi io parlerei ancora una volta, se fa piacere, anche del discorso della fiscalità, no? Delle tasse, no? Della pressione fiscale che abbiamo, per dirvi cosa? Per dirvi e per darvi un monito, per darvi un monito su come impostare una pianificazione fiscale che potrebbe essere importante, no? Se qualcuno ha una SRL o una ditta individuale. Importante è la pianificazione fiscale, ok? Quindi impostate col proprio consulente, col vostro consulente, diciamo così, un piano per riuscire ad abbattere il carico fiscale. È importante perché abbiamo una pressione fiscale sulle società di capitali, immaginiamo IRES e IRAP intorno al 27,9%, perché l'IRES è il 24%, l'IRAP è il 3,9%, quindi sul 27,9%. Sulla distribuzione degli utili ci sono altre tasse, quindi prima potrebbe essere importante creare una struttura societaria con una holding, facendo sì che almeno la distribuzione di utili alla holding sia detassata. E poi soprattutto fare leva sulle poche cose che abbiamo per abbattere il carico fiscale, l'utilizzo del TFM, trattamento di fine mandato per gli amministratori, il compenso degli amministratori, l'utilizzo del marchio delle royalty, tutte queste leve fiscali che possono abbattere il carico fiscale della vostra SRL. Quindi è importante che vi fate aiutare da questo punto di vista, perché non potete fare tutto da solo. A volte vengono da me delle persone che hanno società importanti e magari scopro che non hanno una minima pianificazione fiscale sulle proprie poste di bilancio, non sanno come vengono contabilizzati i costi. Cioè, uno che è un amministratore non può non sapere queste cose qua. Cioè, uno deve avere una preparazione minima dal punto di vista fiscale, perché se non ce l'ha diventa impossibile abbattere quello che è un carico fiscale su una SRL, su una ditta individuale. Cioè, ci sono un sacco di strumenti che possono essere utilizzati, ripeto, anche a partire dai buoni carburante, e anche il discorso previdenziale legato al welfare, no? Come impostare i buoni pasto che sono deducibili completamente, quindi anziché rimborsare diciamo così, i costi a piedi lista, dare dei buoni pasto ai dipendenti, dare per esempio dei benefit legati all'ingresso nelle palestre, tutto quello che consente all'azienda di scaricarlo, perché se avete il costo del personale, sapete che ai fini IRAP non è scaricabile, non è deducibile, quindi tutto quello che invece si può mettere come costo potete scaricarlo sia ai fini IRES che ai fini IRAP, cioè quindi 27,9% più 3,9%. Questo è il risparmio fiscale che voi potete avere. Okay? Quindi
diciamo così, la leva che potete utilizzare è molto ampia, ok? Molto ampia. Certo che bisogna pianificare prima. Adesso siamo a febbraio, adesso bisogna già ragionare sul bilancio 2026. Queste cose vanno fatte prima, non vanno fatte a ottobre, a novembre, perché non c'è più tempo poi. Il bilancio è già prossimo alla chiusura. Questi step vanno fatti molto prima, ok? Quindi noi le facciamo nel nostro studio, facciamo la pianificazione curata e praticamente ad hoc per ogni singola persona che viene da noi, quindi può essere imprenditore, può essere SRL, può essere ditta individuale e via dicendo, ok? Quindi questo è. Poi vediamo un attimo di cosa, altra cosa di cui volevo parlare sono le possibilità che ci sono in caso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che può arrivare, ricordiamo, con vari strumenti, molto in sintesi, non nello specifico, sennò qua diventa una puntata troppo tecnica. Quindi quali sono gli strumenti con i quali l'Agenzia delle Entrate può cominciare a contestare? Uno, le lettere di compliance, cioè l'Agenzia delle Entrate trasmette ai contribuenti solitamente all'inizio del periodo d'imposta, quindi ora siamo nel 2026, solitamente le trasmette o all'inizio o alla fine, sempre così fanno, o all'inizio adesso o vi arrivano a ottobre-novembre, prima che scada il periodo d'imposta, perché così evitano che ci sia la prescrizione del periodo d'imposta. Cosa manda? Una lettera generica, sembra una lettera benevola, invece no, è insidiosa, perché loro vi chiedono una serie di informazioni sulla base di quello che loro hanno a disposizione, che è l'anagrafe tributaria. Loro, cioè, mentre noi poveri cittadini siamo sotto scacco e ci paghiamo tutto, dobbiamo pagarci l'avvocato, lo Stato schiaccia un tasto e vede cosa abbiamo, quanti capelli abbiamo, vedono tutto di noi. Hanno uno screening completo e attraverso quelle cose possono fare una famosa lettera dove vengono a contestarti una serie di cose. Abbiamo visto che lei ha questa serie di costi, abbiamo visto che lei guadagna questo, non ci risulta come sia possibile che lei abbia questo e tu glielo devi spiegare, glielo devi provare, ok? Quindi è una fase interlocutoria su cui però bisogna stare molto attenti a rispondere, perché qualsiasi risposta che tu dai in questa fase può essere usata evidentemente contro di noi, contro la nostra posizione. Se tu non ti fai assistere da uno che sa e mastica questo tipo di cose, c'è il rischio di rispondere in modo sbagliato, di dare delle informazioni sbagliate e di peggiorare la situazione che già è tesa e complicata, rendendola quasi disperata, perché poi magari scaturisce un avviso di accertamento oppure un contenzioso, ok? Quindi o un processo verbale o addirittura un avviso di accertamento, a quel punto poi c'è la possibilità di riuscire a chiuderle sono molto inferiori. Capisce? Capite? Perché un conto è chiuderla prima, che allora eviti qualsiasi tipo di contenzioso. Un conto è aspettare dopo e arriva l'avviso di accertamento su cui poi bisogna impugnarlo in commissione tributaria. Quindi sono costi, se ci vuole avvocato o commercialista che ti può difendere e sono evidentemente la posizione scambia radicalmente. È anche vero per esperienza, questo bisogna dirlo, che l'Agenzia delle Entrate, sebbene per esperienza professionale mi sono capitate anche recentemente degli episodi favorevoli in cui loro chiudono delle posizioni di per sé disperate anche prima che incominci il contenzioso, però per esperienza, statisticamente, 8 su 10 procedono, vanno avanti, quindi cioè, è inutile illudere la gente. Purtroppo l'Agenzia delle Entrate è un po' migliorata col tempo, ma prima era clamoroso, cioè tu avevi una contestazione che 8 su 10 scaturiva in un contenzioso. Adesso c'è la speranza remota di chiuderla, ma è sempre difficile, cioè c'è sempre la possibilità che anche trasmettendo i documenti e anche, tra virgolette, mandando tutti i documenti a loro, dimostrando l'innocenza, chiamiamola così, anche se non è un termine corretto, tu ti trovi lo stesso praticamente una contestazione che scaturisce poi in un processo, perché vai in commissione tributaria e comincia una fase processuale molto veloce, perché devo dire che le cause tributarie non hanno quelle lungaggini insopportabili che hanno gli altri procedimenti, nel giro di qualche mese, tra virgolette, si chiude tutto. Quindi da questo punto di vista almeno si ha la possibilità di avere un procedimento molto compresso, quindi con una fase istruttoria pressoché nulla,
con una fase testimoniale pressoché nulla, perché testimoni possono essere ammessi, ma è difficile, non è una prassi abitudinaria citare qualcuno in commissione tributaria, anche se la prova per testimoni è valida, mentre prima non lo era, e invece è un processo, un procedimento documentale. Praticamente tu produci tutta una serie di documenti nel ricorso introduttivo che fai e poi di fatto scaturisce in un'udienza di trattazione e praticamente si va alla decisione finale. Quindi nel giro di un anno, dal momento che tu depositi il ricorso, pressoché a Milano, sto dicendo, Milano, tu la causa la chiudi. Questo è il vantaggio, quindi l'unico vantaggio. Per il resto, cosa volete mai? È comunque diciamo così, un procedimento che rispetto a quello civile è molto più corto. Ok? Quindi questo è. Allora, vediamo se vi ridò il numero per telefonare. Allora, 0292947222. Abbiamo ancora 5 minuti, poi c'è la pausa e penso che interverrà l'avvocato Collovati anche. Quindi vediamo se avevo avuto un messaggio l'altra volta da parte di una persona, non vorrei. Ecco, ci avete detto che cioè, perfetto. Perfetto. Ah sì, vi volevo parlare anche di un tema molto importante, tanto mi ha scritto, un tema molto importante di cui abbiamo parlato l'altra volta, ovvero su delle donazioni, no? Donazioni che sono state oggetto di una riforma, direi, epocale, posso dire usare questo termine, epocale e che hanno aspettato troppo tempo per farla, credo, perché l'abbiamo parlato anche la puntata scorsa col notaio. Perché? Perché finalmente diventa uno strumento utilizzabile al 100%, cioè non c'è più il timore, una volta donato un bene, di avere il rischio che venga restituito, cioè la famosa azione di restituzione, no? Rivendica che faceva chi era stato leso dalla donazione, il famoso erede, che si opponeva facendo sì che chiedeva che l'immobile tornasse, diciamo così, alla base dove era, cioè nel senso, tornasse alla, diciamo così, alla disponibilità. Ora non c'è più questo rischio. Quindi, una volta donato l'immobile, anche se si è lesa la quota legittima, l'immobile sta dove era, non lo muove più nessuno. Semmai chi è stato leso della quota legittima potrà rivalersi sul soggetto beneficiario. Quindi rimane ferma la possibilità dall'immobile di rimanere nella proprietà che è, quindi senza possibilità che venga restituita. Le banche, viceversa, sono più contente perché evidentemente non hanno più alcun tipo di rischio legato al cespite che prima tornava magari a fronte di questa azione e quindi permetterà innanzitutto un incremento di queste operazioni che prima, cioè il paradosso, siamo un paese alla deriva, siamo ancora, prima ancora di più, cioè, uno che dona dovrebbe essere contento, no? Una persona che dona, come diceva l'altro giorno il mio amico notaio, doveva essere contento, cioè invece prima avevi l'ansia, ma vi rendete conto? Cioè, ci hanno messo, e meno male che l'hanno fatto, 20 anni per fare una riforma di questo tipo, che è risolutiva. Uno dovrebbe essere, se voglio donare, devo essere contento, cioè, non posso mica essere, cioè, donare con l'ansia che scusa, è più che sacrosanta questa cosa, toglie dei contenziosi enormi, toglierà in futuro dei contenziosi enormi, ridurrà quello che sono le controversie, perché le controversie, una delle più rilevanti, rimane forse ancora questa, rimarrà, ma lo era più prima, perché evidentemente c'era il rischio la persona che riceveva l'immobile di doverlo restituire, e quindi viceversa, dal mio punto di vista, è stata fatta una norma con grande raziocinio, grande senso. Quindi adesso, dalle voci di corridoio, sto già sentendo dagli amici notai, e ne ho tanti, che, diciamo che stanno già incrementandosi diciamo così, a vista d'occhio le operazioni di questo tipo. Quindi i notai saranno molto contenti anche, però diciamo, lo siamo anche noi, perché poi alla fine fare questi tipi di cause non è mai semplice, soprattutto sono anche cause noiose, secondo me, perché sono cause che durano degli anni e soprattutto difficilissime da decidere, secondo me, per un giudice. Quindi in questi casi quello che può essere una misura che possa contenere il contenzioso, secondo me, è più che positiva. Credo che adesso abbiamo ancora un minuto, poi c'è la pausa e poi torneremo ad affrontare altri temi di cui non lo so, perché io ho fatto la puntata praticamente
senza neanche sapere di essere quasi in linea, e quindi mi dovrò inventare qualche tipo di altra scaletta, ma troveremo. Parleremo probabilmente anche del referendum, probabilmente un cenno, e niente, questo è. Quindi penso che Natalia può mandare la pausa e ci rivediamo fra un paio di minuti. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Nuova a te la linea, Massimo. Abbiamo l'avvocato Collovati. C'è anche l'avvocato Sì, è Collovati. collegata. Eccomi. Celeste, ci sei? Mi lasci da Ma io solo. pensavo che Scusami, fossi ma alle che modo è? Olimpiadi. Ma Io che modo pensavo è? che Ma io fosse- non so, ma basta, mi sono stancato. Pronto? Sì. No, pensavo che tu avessi, come Pensavo, dire, non pensavo, stessi pensavo, non facendo pensavo. le gare o preparando. Ma che tutte legale, le- l'avvocato Collovati vuole scherzare, perché certo. pensa che siamo su scherzi a parte, no? Invece Drammatizziamo un po', no? A parte gli scherzi, drammatizziamo un po' che qua le giornate, come sai, sono vai, parla, prendi in impegnative. mano tu le redini, Celeste, che io adesso sono già stanco, ho già Ne fatto. approfitto, ne approfitto. Prendi le perché redini tu in mano, mi raccomando. No, ne approfitto perché volevo salutare un nostro caro ascoltatore, tutti gli ascoltatori ovviamente, ma anche un nostro carissimo, ormai da anni, fan e ascoltatore, il signor Ferrari da Savona, dai dintorni di Savona, che ci segue sempre, quindi Sì. lo saluto e anzi lo ringrazio per il suo sostegno. Con lui abbiamo seguito per esempio una pratica diciamo, oserei dire di contributi previdenziali
che come sapete la nostra è una delle nostre, del nostro core business, oltre a tutte le altre materie di cui ci occupiamo. E devo dirti che sono abbastanza delusa dal fatto che gli enti previdenziali con cui ci interfacciamo, in primis tra tutti ovviamente l'INPS, ma non solo, purtroppo quotidianamente ci deludono e che ci rendiamo conto che l'organizzazione insomma lascia il tempo che trova, ma sempre più persone ogni giorno ci dicono, anche solo per i problemi banali, per questioni, come dire, anche solo pratiche, insomma ci fanno presente quelle che sono le problematiche che affrontano con questo ente. Stamattina ho parlato con un mio collega che invece, per dire, è un'ex agenzia delle entrate, come vi dice sempre anche Massimo. L'agenzia delle entrate funziona un po' meglio, diciamo, dal punto di vista organizzativo, e anche lui mi confermava questo di fatto, che poi insomma basta poco, solo che Agenzia delle Entrate e INPS sono due enti assolutamente, come dire, molto vicini, ma altrettanto molto distanti, quindi non diate per scontato che se vi arriva, come dire, una cartella INPS, come le chiamiamo noi, i provvedimenti di indebito dell'INPS, l'Agenzia delle Entrate cioè non c'entra niente, e soprattutto se l'Agenzia delle Entrate, come dire, vi manda un debito, o comunque voi dove avete degli oneri nei confronti dell'Agenzia delle Entrate attraverso dei commercialisti o i patronati o gli enti abilitati, non date per scontato che anche l'INPS viene avvisato delle vostre dichiarazioni dei redditi. È importantissimo questo, perché se partite da questo presupposto potete in gran parte non essere accusati di dolo, che è una delle, come dire, categorie giuridiche una delle argomentazioni a cui INPS spesso fa riferimento nei suoi provvedimenti. Io rilevo che quel pensionato, quel cittadino è in dolo e quindi di fatto non mi ha reso la dichiarazione dei redditi, non mi ha detto che il suo reddito variava, quindi questo, per dire, è già un aspetto da tenere conto. Poi, vabbè, Massimo lo sa, noi affrontiamo casi anche di, diciamo, prestazioni assistenziali mancate, laddove invece, anche per questo mi sono molto delusa, perché cioè, ci sono fior di, come dire, invalidi, fior di categorie di persone che appunto non possono neanche più lavorare, data la loro invalidità, dato che gli è precluso perché sono appunto o sordi o sordomuti, o comunque persone a cui è stato magari tolto un arto, o persone che non ci vedono più. Ecco, in tutti questi casi, chiaro che il 100% di invalidità dovrebbe essere scontato, c'è tutta la procedura da seguire appunto per fare domanda di invalidità. Quello che mi dispiace è che spesso i patronati, però Massimo lasciamelo dire perché purtroppo dobbiamo dirlo in base alla nostra esperienza, certo, non assistono, diciamo così, assistono con un po' di superficialità le persone, perché non li portano fino all'ottenimento, come dire, dello scopo finale, che poi di fatto è anche quello di raggiungere l'assegno di invalidità. Col 100% di invalidità è normale che la persona, il soggetto debole, debba anche ricevere un sussidio economico, ovvero appunto il famoso assegno di invalidità. Se avete ottenuto il riconoscimento 100%, a maggior ragione non revocabile, cioè l'assegno vi spetta. Noi purtroppo abbiamo ricevuto anche in questo caso alcune persone, ma vi parlo di più persone, che nonostante il riconoscimento dell'invalidità al 100% non hanno il sussidio. Non hanno il sussidio perché, voi mi dite? Per mille ragioni, in realtà per nessuna ragione, perché appunto non motiva adeguatamente questi provvedimenti. Questo comunque ci dà il fianco per appunto poter ovviamente scrivergli e per poter dare subito un tempestivo riscontro e fare anche subito ricorso. Parliamoci chiaro, perché io dico sempre la tempestività, non presentatevi dal professionista un anno dopo, 10 anni dopo,
non fate passare troppo tempo, perché questo potrebbe essere deleterio per i vostri diritti. Avete ricevuto il 100% di invalidità, a maggior ragione anche con accompagnamento, avete diritto appunto all'assegno. Altro discorso, e Max lo sai bene, Sì. è poi stare attenti a non superare certe soglie di reddito, cioè è ovvio che se poi voi avete acquisito l'assegno di invalidità, poi è chiaro che dovete stare attenti poi a quello che è magari il vostro reddito, quindi che non deve superare alcune soglie appunto previste annualmente dalla legge di bilancio, dallo Stato, che potete anche trovare su internet. Quindi attenzione alle prestazioni assistenziali, se vi spettano, però poi appunto è chiaro che ci sono dei limiti. Per prestazioni assistenziali intendo anche la maggiorazione sociale, ci sono anche tanti altri sussidi oltre all'invalidità tout court, che chiaramente è quella più conosciuta. Poi a seconda della categoria ci possono essere anche dei sussidi più specifici, ecco, chiaro che va visto nel caso concreto. Però la mia delusione di cui parlavo all'inizio, Massimo, cioè è dovuta al fatto che noi, per carità, per noi è lavoro, però noi saremo anche ben lieti se, come dire, questi enti, e aggiungo non solo l'INPS, perché poi alla fine anche le casse private forse funzionano un po' meglio, ma effettivamente hanno anche loro dei grossi, come dire, buchi organizzativi, ecco. Quindi se funzionassero un po' meglio potrebbero darci, come dire, una mano anche nello scambio di informazioni. Noi spesso, appunto, ci è capitato di dover fare anche delle diffide addirittura, o degli accessi agli atti, chiedendo nome e cognome, riferimento della procedura, nome e cognome del referente, eccetera, per farci dare semplicemente dei documenti. Perché purtroppo a volte non dico che occorrono le maniere forti, ma Vero, insomma bisogna vero. farsi sentire, vero Massimo? E questo te lo Assolutamente dico sì, stiamo proprio facendo. con Ieri abbiamo dispiacere. ricevuto una signora che, per la stessa ragione, che non aveva un'interlocuzione con l'INPS, cioè non rispondono, non si fanno trovare. Noi pensate che abbiamo avuto un collega avvocato dell'INPS che nell'ultimo procedimento, dove noi abbiamo eccepito, perché io in particolare, avvocato Collovati, anche lei è, ma io sono più, tra virgolette, diretto da questo punto di vista, nel senso che non è che vado tanto alle ciance, no? Con la massimo, lo voglio dire, rispetto di quelli che sono le Certo. parti, sia dei giudici sia dei colleghi. Adesso poco fa ho litigato con un collega, se l'è presa, ma io gli ho detto, signori, se uno ha scelto di fare questa professione, deve essere consapevole che deve accettare, tra virgolette, delle contestazioni serrate, dure. Non puoi rimanerci male, fa parte del nostro lavoro. Se io critico, senza chiaramente trascendere, nel rispetto delle parti, Certo. fa parte del gioco, Celeste. Cioè, io ho colleghi che se la prendono, ma te la prendi di cosa? Ma scusami, io difendo il mio assistito con tutti i miei strumenti Chiaro. leciti che ho a disposizione, leciti, lo voglio ribadire, non sotterfugi, stratagemmi, con il diritto, con tutto quello che ho a disposizione, faccio di tutto per assisterlo e per difenderlo, e tu compresa. Quindi non c'è alcuna remora nel dire le cose che noi riteniamo corrette, nel rispetto delle parti. E l'altro giorno l'INPS, la collega si è offesa dicendo noi svolgiamo il lavoro perfettamente. Ma vabbè, queste sono tue osservazioni, io gli dissi, e tu eri presente, ti ricordi? La sede Certo. dell'INPS è perfetta. Va benissimo, io ho detto, mi fa piacere sentire questa, Però io non bisogna sono così. dimostrarlo anche sul campo poi. Bravissima, poi Celeste, però io queste cose assolutistiche mi danno fastidio, perché io sono il primo a dire che ho tantissimi difetti, anche No, ci ma sono infatti la colleghi molto perfezione più non bravi di me, esiste quindi poi. già dire io sono perfetto e nella pubblica amministrazione credo che non sia un bellissimo messaggio da Non dare, questo mi è, non è il termine adatto, ma in generale giusto? nessuno, anche un avvocato che come dire, che si fregia di dire sono perfetto, io Perché diffiderei, devi ecco, dirlo? in Ma scusami, generale. ma allora tutte le persone che non riescono a parlare con l'INPS sono tutte sceme, siamo scemi anche noi che non riusciamo a avere i documenti, non ho capito, fammi capire, Celeste, perché magari sono io che non capisco. Sì, no, ma infatti guarda, io quello che dico ancora più appunto a grandi lettere, voglio far capire ai nostri ascoltatori che purtroppo è già difficile anche per noi, diciamo appunto, come dire, avere un rapporto
si sta parlando di rapporti civili, di ovviamente affrontare le vertenze in maniera civile, in maniera stragiudiziale. A volte è difficile anche per noi perché appunto loro peccano in organizzazione. A maggior ragione figurati, diciamo, un cittadino comune che non ha un titolo, chiaramente non è un avvocato, non è un professionista, è molto difficile. Noi ci siamo resi conto che i canali che loro mettono a disposizione sono alquanto, cioè, insomma, lasciati un po' andare, perché non abbiamo clienti che hanno perseguito, no, la strada del canale, nel senso di scrivere, perché così rimaneva scritto, eppure i solleciti sono rimasti inevasi. Quindi poi dopo mesi si rivolgono a noi, magari dopo essersi rivolti anche a dei patronati, cioè noi non ce l'abbiamo con i patronati, però ecco, forse mi permetto di dire la differenza è che la tempestività che ci caratterizza, e posso assolutamente sottolinearlo più volte a me e a Massimo in particolare, cioè non è da tutti, ecco, e abbiamo forse notato che fa la differenza, perché alla fine non solo a livello di prescrizioni, che ovviamente bisogna sempre tenerne conto, ma proprio anche a livello di tenere sempre sulla corda e sollecitare un ente che dovrebbe da solo rispondere. Cioè, brava Celeste, un'altra cosa che io, esatto, cioè io stresso molto, io sono un po', l'avvocato Collati lo sa perché lavora con me, io non è che sia una persona molto semplice con cui lavorare, però ho tanti difetti, non è che sono come l'Ips che dici che sono perfetto, anzi ho più difetti che pregi, però un difetto che potrebbe essere per molti, io invece me lo riconosco come un pregio, che è quello di cercare in qualsiasi maniera di essere tempestivo. Io credo, e penso che l'avvocato Collati mi potrà dar ragione, che la tempestività per una persona che assisti, indipendentemente poi dalle competenze tecniche, perché come ho detto ci sono avvocati molto più bravi di me, sia una delle qualità che è più apprezzata, perché avere un professionista che è al tuo fianco, non ti abbandona, ti risponde velocemente, un'altra cosa che a me piace molto, cercare, perché poi siamo tutti, però di esserci, per me è una grandissima cosa questa, perché io mi metto sempre anche dalla parte opposta, quando noi magari cerchiamo qualcuno e non ci risponde, no? Non so se sei d'accordo, No, ma Celeste. infatti devo dire la verità, cioè allora è chiaro che i tempi di legge vanno rispettati e molto spesso ci siamo trovati di fronte a persone che magari un po' per inesperienza, un po' per ignoranza in senso letterale, un po' perché magari spaventati sono arrivati tardi anche per poter fare un ricorso. Ci sono vari tempi anche molto brevi da rispettare, quindi io invito tutti, se ricevete un avviso di addebito, cioè piuttosto informatevi prima, venite il giorno dopo, prendete un appuntamento, perché appunto potrete salvare centinaia di euro, di migliaia di euro. Giusto, Detto giusto. ciò, almeno per valutare la legittimità, perché poi non è detto, potrebbe anche essere, per carità, legittimo questa richiesta, però va valutato con la carta alla mano. La tempestività fa la differenza, gli avvocati sono tantissimi, parliamoci chiaro, abbiamo tantissimi colleghi bravi, e in tutta Italia forse ci sono più avvocati che altro, però appunto penso che la differenza specialmente, lasciami dire, nel settore di cui ci occupiamo di più, appunto il settore previdenziale, anche perché cioè, dovete tener conto che anche per esempio nei casi di contribuzione mancante, spesso le persone, e lo capisco perché poi ci si approccia al contributo verso la fine, no, dell'età lavorativa, perché poi magari si vuole fare una valutazione pensionistica qualche anno prima della pensione. Ecco, attenzione anche ai contributi che avete versato, perché spesso ci si rende conto che magari mancano nell'estratto contributivo, siete sicuri che il datore ve li ha versati ma non li trovate, piuttosto che verificate che il datore di lavoro li abbia versati tutti, magari anche con una mail, mandando una mail. Cioè, insomma, prevenire è sempre bene, ancora prima anche del periodo, diciamo, pensionistico. Anche perché anche in quel caso sì, la soluzione c'è, rivolgersi a un avvocato, però è chiaro che più passa il tempo, più è anche difficile recuperare dei contributi magari degli anni '80. Noi ci siamo riusciti e posso dire la verità, sono molto contenta di questo, grazie a Massimo abbiamo avuto uno o due casi. No, grazie anche a te, grazie solo a No, me. certo, però nel senso abbiamo avuto uno o due casi affrontati insieme in cui appunto si è presentato personalmente un datore di lavoro con la signora
la dipendente che non riusciva ad andare in pensione perché mancavano, secondo l'INPS, questi 2 o 3 anni di contribuzione. Peccato che avevamo la dimostrazione anche che erano stati appunto regolarmente versati. Fate conto che si parla degli anni '80, quindi ancora tutto cartaceo, eppure sì, è servito l'avvocato perché abbiamo dovuto ovviamente intervenire, fare una diffida, poi un ricorso, addirittura siamo anche finiti in giudizio, però questo comunque è servito almeno a recuperare gli anni mancanti e a far andare la signora in pensione Vero. in maniera corretta, adeguata. È stata una grande gioia, nel senso. Assolutamente, ma infatti tutti questi esempi, aneddoti che vi raccontiamo sono appunto casi veri, capitati, che purtroppo quotidianamente, settimanalmente capitano, ma che vi devono anche dare una speranza del fatto che, rivolgendovi appunto a un professionista, a mio parere deve essere un esperto, cioè potete trovare la soluzione, potete anche non dovete disperare. No, Massimo, No, un po' mai. infondiamo un po' di, come dire, positività. Ma io sono il primo a dire, cioè, lo sai anche tu, cioè non bisogna mai perdere la speranza e soprattutto non bisogna mai demordere. Queste sono le cose che noi dobbiamo E lanciare. prima Cioè, di pagare, io magari odio, tra informarsi, virgolette, perché per abbiamo mia... avuto anche dei casi in cui purtroppo, oppure non so, sono stati fatti anche lì. La fortuna vuole che la procedura previdenziale preveda un passaggio antecedente amministrativo prima ancora di arrivare in tribunale. Bene, cogliamolo come opportunità laddove un ricorso amministrativo ci permette di non essere ancora una causa vera e propria e di dialogare, di avere una risposta perlomeno motivata, perlomeno decente, chiara, non contra legem, che sia appunto rispettosa dell'articolo 24 Costituzione, cioè dei diritti fondamentali di difesa. Almeno grazie a questo ricorso amministrativo sappiamo che cosa è accaduto e possiamo ottenere magari appunto l'accoglimento delle nostre ragioni. Questa è una gran fortuna rispetto per esempio anche a tanti altri ambiti Sì, del vero. diritto dove si fa direttamente il giudizio. Poi chiaro, in ultima analisi si valuta anche di andare Poi davanti al un altro Tribunale del vantaggio, Lavoro. Celeste, è che quando fai quel ricorso amministrativo, non dico che di fatto hai già fatto il ricorso in tribunale, però diciamo così lo studio della pratica l'hai pressoché quasi già fatto. È fondamentale. E peraltro aggiungo anche che, perché dico di presentarsi subito dall'avvocato? Perché spesso si presentano da noi con il ricorso amministrativo già fatto, perché come sapete il ricorso amministrativo può essere in realtà fatto anche in autotutela. Consiglio proprio spassionato, rivolgetevi da subito al professionista che possa magari seguirvi sin dall'inizio. Come diceva giustamente Massimo, c'è una continuità poi di fatto tra un ricorso amministrativo e quello che può essere un futuro giudizio. E anche il ricorso amministrativo, se fatto bene, fatto bene, con tutti i riferimenti giuridici, giurisprudenziali, può essere già risolutivo. Chiaro che se vi affidate a persone che compilano una paginetta, un modulo, è chiaro che non può avere tutti quei dettagli necessari e la cura che ci mettiamo noi, che abbiamo ovviamente studiato e abbiamo anni di esperienza. Quindi io consiglio, come dire, di farsi seguire ab origine dall'inizio, no, per non avere poi magari brutte sorprese o possibilità in meno, ecco, no, Massimo? Credo che Certo, sia assolutamente. più No, ma io saggio dare dico, questo consiglio. cioè, io dico ragazzi, nel senso signori, ragazzi, signori Sì. miei, signore, tutti quelli che ci ascoltano, dovete appunto confidare i vostri problemi, affidare i vostri problemi a un professionista. Perché questo? Innanzitutto per un aspetto psicologico, perché sembra una Anche. cosa scontata, ma l'aspetto psicologico è fondamentale. Io ho assistito anche delle persone, abbiamo assistito delle persone che erano in crisi perché non riuscivano a risolvere il problema. Quindi affidando a noi già vi sollevate da questo incombente, Sì, perché è anche una perché zavorra. subentra la parte emotiva anche ovviamente. Esatto. Però la cosa che io vi dico è nell'affidare la vostra vita, perché noi a volte abbiamo in mano le vite di tanti di voi, perché il Certo. dover determinare un ricorso, una causa societaria, cioè io mi rendo conto a volte che veramente dobbiamo dare il massimo, perché qui trovate il professionista che vi piace, non solo che sia bravo, che vi piace, che vi trasmette quella sicurezza, quella tranquillità, siete sicuri che faccia il meglio per voi. Questo è il consiglio che posso darti qui ai radioascoltatori, no? In generale, per tutto, per un medico,
per un avvocato. Non so se sei d'accordo, Celeste, perché secondo me la differenza sta No, lì. certo, dobbiamo essere anche un po' appunto, avere, come dire, stringere anche un rapporto sicuramente umano di comunicazione, anche di saper anche un po' comprendere le questioni, è inevitabile, diciamo, non alla pari proprio dei medici, ma forse più o meno sì, perché poi alla fine dobbiamo sapere conoscere anche di alcuni aspetti della vita molto delicati, personali, cioè comunque scelte economiche, chiaro che anche possibili ricadute su parenti, quindi sì, sostengo che la scelta deve essere ponderata, veloce, ma ponderata e dovete anche un po' poi chiaramente affidarvi e fidarvi, ma per esempio mi viene in mente anche in ambito lavorativo, lasciami dire Max, in realtà cioè anche in quell'ambito che non è altro che poi come dire, un periodo antecedente alla pensione, molti vengono e dicono sì, grazie avvocato, io poi faccio da solo, mi interfaccio io con l'HR, con chi si occupa delle PR, cioè delle PR, sì, volevo dire, dei dipendenti. Sì. Ma in realtà, cioè, come dire, l'assistenza di un legale che funge appunto anche da intermediario, cioè secondo me è poi a 360 gradi, anche in ambito lavorativo. Secondo me è bene che facciate fare a un avvocato, perché poi sì, è vero che magari conoscete, vi documentate, conoscete la materia, ma poi al di là come dire, magari anche al di là della stazionata c'è comunque una persona che magari vi vuole mettere in difficoltà, piuttosto che vi vuole fare delle proposte che magari non rispecchiano esattamente come dire, i vostri diritti, quindi fatevi sempre seguire da un avvocato, anche in una trattativa che sia lavoristica, che sia appunto lo diciamo sempre, anche in ambito civilistico o comunque di pianificazione anche di una propria attività lavorativa. Appunto Massimo dice sempre fatevi seguire, ma non solo per capire che tasse ci sono da pagare, anche per capire che tipo di attività svolgiate e in base a quell'attività che tipo di organizzazione societaria sia più favorevole. Tutto si basa sull'organizzazione. Noi spesso non finiremo mai di dirlo, cioè lo dirò anche in questi ultimi minuti di radio. Anche prima di andare in pensione, se vi fate fare una pianificazione come si deve per iscritto, con conteggi alla mano, sarete anche più, soprattutto per chi magari ha anche svolto attività diverse, autonome, parasubordinate, piuttosto che o anche all'estero, cioè fatevi fare una pianificazione contributiva e capirete prima anche un po' magari che scelte fare, che tipo di appunto che direzione prendere, se vi conviene continuare a lavorare, ma se non lo fate prima e lo fate a ridosso proprio dell'età pensionabile, magari ecco, tutto può risultare insomma, può essere fatto più con ansia. Invece il mio consiglio è appunto pianificate prima, lo diciamo sempre. Chissà se qualcuno ci sta ascoltando lo può capire, lo capirà, giusto Massimo? Certo, ma assolutamente, cioè nel senso, ripeto, nessuno è onnisciente e nessuno è, diciamo così, risolve i problemi da solo, tutti si fanno aiutare prima o poi, anche io, sapete quante volte tocca chiedere, lo faccio volentieri, se una cosa non la so mi affido a qualcuno che possa risolverla. È successo quando ho fatto il mio sito internet, l'avvocato Colovati che è bravissima, fa un sacco di pubblicità, si fida delle sue collaboratrici che fanno la pubblicità per suo conto, investiamo soldi, anche noi siamo imprenditori, ci fidiamo di altri, se no saremmo, cioè, fa parte di così la vita, no? Cioè, voglio dire, è normale, giusto? No, è un peccato, concludo dicendo che è un peccato perché molto spesso constatiamo una sfiducia di base, ma non nei nostri confronti, noi di Massimo e Celeste, in generale della figura dell'avvocato, cosa che magari ai tempi dei nostri nonni, piuttosto che dei nostri genitori, chiaramente era meno rilevante questa fiducia. Però dobbiamo anche dire, Celeste, che la nostra mission è anche quella poi di far cambiare idea, perché non è che vogliamo essere perfetti, però tante volte poi potete andare a vedere, le nostre recensioni, signori, sono pubbliche. Un'altra cosa non abbiamo mai detto, Celeste, importante. Cioè, se schiacciate Massimo Leonardi e Celeste Colovati,
avete tutte le recensioni, la gente quello che pensa di noi, e possiamo dire che sono positive, perché molte volte, quasi la moltitudine delle volte, abbiamo assistito sempre con grande professionalità e che ci ha dato un buon adito a quello che pensa la gente. Quindi, Certamente. No, ma infatti hai perfettamente ragione, cioè, appunto il mio era come dire, un appello agli ascoltatori affinché la sfiducia non li porti magari a pagare, perché poi il concetto è quello, magari a rinunciare a dei propri diritti o a pagare in anticipo magari delle cose che non sono neanche legittime. Quindi un po' più di fiducia, chiaramente scegliendo bene il professionista, consiglio esperto in quella materia, e vedrete che secondo me poi riuscirete comunque, tutto è risolvibile. Abbiamo risolto anche casi dove venivano chiesti 100-200 mila euro di insomma addirittura di soldi indietro da parte dell'INPS. Quindi questo era veramente, ecco, il signore mi ha colpito molto, quel signore, chissà se poi ci ascolterà, perché ovviamente stava già facendo delle scelte diverse, delle scelte di vita, di vendere la casa, perché ovviamente poi era preoccupato, era spaventato. E noi siamo riusciti appunto poi a non farlo prendere dal panico totalmente, e alla fine è riuscito comunque siamo riusciti a togliere il debito. Bene, siamo arrivati in chiusura. Come? Siamo arrivati in chiusura di trasmissione, dobbiamo salutare. Sì, certo, immaginavo. Bene, allora io auguro a tutti buon weekend. Ringrazio per questa altra puntata Radio Libertà. Grazie a tutti, grazie Massimo. Grazie a te Celeste di essere intervenuta, a tutti. Buona serata, grazie, arrivederci. Ciao. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.